ma è stato trattato sta pianta, sta cifra? Super biologico. Ah, super biologico. Anzi, questa in natura è molto più grande. Però guardate che ne ha portate troppe, sono piccole. Ah, quindi andava fatto l'ideratamento? Andava fatta la decimazione, così chiamata. Però soltanto che è un po' complicato fare la decimazione. Ma comunque è grande lo stesso, Ma non tutte. Dove ce ne sono di meno sono grandi. Queste noi ce le mangiamo, poi a qualcuno che sta fuori gli facciamo sapere come sanno. Questa è del ferrovie. Questa è una ciliegia Ah, del questa è la ferrovia. sì. Si vede, noi ce li mangiamo, poi Ah sì. facciamo sapere com'è il sapore. No, il sapone insomma, è abbastanza acro dolce, leggermente zuccherino. Per dare dei dettagli un po' tecnici. Io ci voglio una nasta così, quando sono sopra così. Aspetta, no. Aspetta, non la tagliare ancora. Aspetta che ancora tiene sotto. No, ma tu raccogli, fai, non ti Questa è preoccupare. una queste girocolate tue, va bene? No, ma io vedo lei qua, non ti preoccupare. L'anno scorso era pure così. Ma non tiene un pochettino di meno, però è più grande, sì. Ma sì, quello che succede così, quando ci sono di meno è chiaro che sono più grandi. Ma mo è mistificato, perché dove ce ne sono di meno, i rami dove ce ne sono di meno sono grossi. Invece questo come ce l'ho in mano io qua, questo è un po'... Hai visto? Sì, sì, sì. Me ne sono venuto assai, qui da vicino me la buttava fuori. Va ancora più lontano ancora. Non capita sempre di vedere ciliegie così fruttuose. Ha trovato l'abitato giusto questa pianta, che è? Buono, basta così. Questo c'ha 12 anni questa pianta, sì. Quanti anni c'ha? 12 anni. Non è che l'hai piantata tu? Sì, sei piantatino e mio figlio. Era ancora fidanzato con la moglie. E ripeto, sono parecchi anni parecchie volte che l'ho piantata, ma una volta per una cosa, una volta per l'altra, non lo so. Questo ho trovato il punto di... Però mannaggia questo colombo, ma non c'è nessuno. Cioè, niente, c'è state come io tengo bisogno che non posso muovere, ma viene bene, io ti pure cioè, diciamo ce n'è uno, Un incendio qui a Contrada Sarapozzo. Ma di questi tempi c'è da aspettarsi che l'incendio. Fa troppo caldo. una volta Vedi, vicino di casa. è partita la cosa, Buongiorno, come va? Tutto a posto? Come vi chiamate voi? Come vi chiamate?
Arsenio Marino. Tutto a posto. Mica tanto. Che è successo? Che mi faccio male un po' la pancia. Ma piano piano. Fa caldo, eh? Tengo una cista qua, marò. Fa male, mannaggia. Non faccio male. Faccio cavolo. Fa caldo. Meglio di questo. Ma ci vuole pure, non ha fatto fino adesso. Faccio un cavolo che si muore veramente. Ehi. Ciao. Tutto a posto. Le uova ci da pigliare. Oggi me l'ha ripresa. Allora che mi raccontate? Ma voi avete fatto per la guerra o no? No. Non avete fatto la guerra? No, quelli ci vogliono a Sarena poi ne cacciavano. Se ne porto io a casa, meglio che se ne vanno. E quindi siete stato fortunato allora, eh? Ma... Era una regina che era. E voi di che anno siete? Di che anno? 25. Allora, quindi siete dopo di mio padre. Mio padre è del 20. 20? Sì. Anzi del 19, mia madre è del 20.